Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 17 ottobre. I corsi di formazione per l'uso dei nuovi autovelox TrueCam sono ufficialmente in corso. Questi dispositivi all'avanguardia sono in grado di rilevare la velocità dei veicoli a distanze superiori al chilometro e di monitorare i comportamenti scorretti all'interno dei veicoli, come l'uso del cellulare alla guida o il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. L'amministrazione aveva avvisato con un comunicato stampa che presentava questi telelaser di ultima generazione e il personale della polizia locale si sta attualmente ricevendo formazione sull'utilizzo di questi nuovi strumenti. Date le avanzate capacità tecnologiche di questa attrezzatura, è necessario del tempo per diventare completamente competenti nell'operarla. Si spera che la presenza di questi nuovi dispositivi possa servire come deterrente per coloro che sembrano ignorare le regole stradali in città. Tuttavia sorge un legittimo interrogativo riguardo alla velocità delle biciclette elettriche e su come verrà gestita questa situazione. La sicurezza stradale rimane una priorità e questi nuovi autovelox rappresentano uno sforzo per migliorarla. Si spera. Siamo con Marcello Colombo, presidente SAV, Sorveglianza Aerea Veneta. Buongiorno e grazie Michela. SAV Sorveglianza Aerea Veneta, un'associazione ODV, organismo di volontariato, che ha l'intento di supportare le attività di protezione civile in caso di emergenza. Noi, la nostra specialità è l'utilizzo durante gli interventi dell'uso esclusivo del drone, perché è uno strumento d'utile e soprattutto molto economico, ma che dà risultati importanti, immediati e di alto valore nel momento in cui bisogna avere la capacità di scegliere la soluzione migliore in tempi nei più brevi possibili. E siamo oggi qui per dimostrare a tutta la città le nostre attività, perché per primi nel Veneto abbiamo creato anche l'Academy, un ente riconosciuto che insegna alla persona ad acquisire intanto tramite i corsi formativi i giusti certificati per poter pilotare un drone in regola e soprattutto la tecnica del volo in caso di emergenza. E faccio un esempio: ricerca persone disperse, salvamento a mare, principi di incendio. Ecco, sono tutte attività che sono inerenti alle nostre caratteristiche e che spesso veniamo richiamati a livello regionale per poter intervenire insieme alle forze specifiche come la protezione civile, ma anche le varie altre associazioni, il corpo di pompieri, i vigili urbani, polizia, eccetera. Oggi in più avremo la possibilità di dimostrare un volo in diretta con i nostri impianti informatici per far capire anche la bellezza del volo e poter riprendere degli scenari bellissimi, panoramici, che magari anche a livello hobbistico può essere interessante. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day. Potrai visitare lo stabilimento di Chioggia e assaggiare il buonissimo gelato e gli ottimi prodotti caseari. Sabato 21 ottobre dalle 10 alle 16:30 le porte sono aperte e alle 10:30 ci sarà la cerimonia di apertura. Sarà un'occasione per conoscere una grande azienda presente da anni nel territorio. L'ingresso è gratuito e potrai usare il servizio navetta dal parcheggio di Ridotto Madonna al parcheggio della chiesa San Michele di Brondolo. Latte Bus che ti aspetta all'Open Day, sabato 21 ottobre.
In via Vespucci al Civico 130 da lunedì 16 ottobre apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le condizioni in cui vengono conferite le cassette di polistirolo al mercato ittico all'ingrosso prima del passaggio di Veritas per il ritiro. Dopo il servizio abbiamo avuto vari riscontri e ci è stato chiesto quanto il comune sia sensibile a questo problema. Un problema sentito a più livelli, sentito da parte dei pescatori che spendono un patrimonio in cassette di polistirolo, sentito da parte dell'amministrazione che sappiamo stia cercando soluzioni alternative e sentito da parte della cittadinanza che è stanca di vedere cassette intere sfrangiate in acqua, alla deriva, sugli scogli, arenate, spezzettate in pezzi talmente piccoli che per raccoglierli servirebbe una sessola. L'amministrazione conosce benissimo il problema che sta toccando il territorio proprio da un punto di vista ambientale. Soluzioni ce ne sono: cambiare il packaging, trasformarlo da un usa e getta a un vuoto a rendere. Sembra facile. Il problema non è a livello igienico per il rispetto delle norme HACCP. Il sistema di pulizia farebbe parte del pacchetto, ma un problema potrebbe essere la quantità di cassette che andrebbero costantemente lavate in un mercato che muove un importante quantitativo di pesci in transito come il nostro. Si tratterebbe di un quantitativo enorme di cassette da lavare e da smistare. Problema che si somma al giro che farebbero le cassette prima di tornare al mercato, sempre che ci tornino. Quante cassette andrebbero integrate costantemente per risolvere le mancanze dovute a perdite, rotture e ritardi nel rientro? Eppure alcune marinerie si sono attrezzate e altre si stanno attrezzando in questo senso. Certamente mercati che fanno quantitativi di pescato inferiori al nostro. L'acquisto del sistema potrebbe essere sostenuto dai bandi FEAMP e, visto il pesante impatto ambientale che si andrebbe a limitare, la transizione da un sistema a un altro più sostenibile ma certamente più costoso dovrebbe vedere un aiuto ai comuni interessati da parte delle stesse regioni. La cassetta di polistirolo a tutt'oggi, essendo un sistema usa e getta, è la soluzione più igienica a minor costo, non a minor prezzo, perché il prezzo che andiamo a pagare è quello che sta pagando l'ambiente. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Longarone, 16 ottobre 2023. Ieri, in occasione del 60° anniversario della tragedia del Vajont, il Consiglio regionale del Veneto ha tenuto una seduta straordinaria presso il municipio di Longarone, nel comune di Belluno. Inizialmente i consiglieri regionali hanno reso omaggio alle vittime della tragedia visitando il cimitero monumentale delle vittime del Vajont a Fortagna. Qui il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, ha illustrato alcuni dei reperti storici custoditi nel portale d'ingresso, ha mostrato un percorso fotografico relativo alla costruzione del cimitero e alcune opere d'arte ispirate alla tragedia. La visita è stata preceduta da una commovente commemorazione, durante la quale il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha pronunciato un discorso. Successivamente i consiglieri si sono trasferiti al municipio di Longarone, dove il presidente Zaia ha introdotto la risoluzione numero 98, intitolata "Il Consiglio regionale del Veneto ricorda la tragedia del Vajont e promuove la conservazione della memoria collettiva come presidio civico perché non si ripetano mai più simili disastri".
La risoluzione è stata votata all'unanimità dai 47 consiglieri presenti. La seduta si è conclusa con la consegna da parte del Presidente del Consiglio regionale, Riccardo Ciambretti, di una pergamena al Sindaco Padrin in memoria di questa giornata commemorativa. In rappresentanza del Comune di Chioggia, il consigliere regionale Marco Dolfin ha partecipato a questo toccante evento. Zaia, attraverso la sua pagina Facebook, ha commentato la giornata sottolineando l'importanza della conservazione della memoria per evitare futuri disastri causati dall'operato dell'uomo. Un'occasione speciale per ricordare le vittime del Vajont e promuovere la sensibilizzazione su questioni cruciali di sicurezza e conservazione ambientale. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 17 ottobre, è la Kutulakis in Riva Vena Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it. Alla Cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.